In 24 ore più che raddoppiati i casi di positività al Covid in tutto il Veneto con 455 nuovi contagi, vale a dire appunto quasi il doppio rispetto a quelli della giornata di martedì, così secondo i dati diramati da Azienda Zero della regione. Oggi abbiamo, mi sembra, quasi 500 positivi. I giorni scorsi eravamo con un numero un po' più basso, dobbiamo dire la verità, sappiamo poi che il fine settimana i numeri sono sempre un po' inferiori. Aumenti di contagi certamente in controtendenza rispetto ai dati sempre regionali degli ultimi tempi, spiega lo stesso assessore che però rassicura. Però abbiamo visto che le terapie intensive sono stabili e questo insomma è sicuramente un dato per noi molto importante, ma anche un dato di riferimento. Dall'avvento dell'obbligatorietà del Green Pass ha aumentato anche il ricorso di molti lavoratori alla malattia. Sicuramente ho avuto notizie che c'è anche stato un aumento da questo punto di vista, però non mi risultano contatti con l'INPS oppure richieste precise su questa tematica. In netto rialzo anche il ricorso all'uso dei tamponi, sempre legati al Green Pass. La Regione sta cercando di capire l'esatto numero dello screening quotidiano, dopo che nella scorsa giornata di lunedì i tamponi effettuati in tutto il Veneto hanno superato la soglia dei 140.000. Abbiamo sicuramente un aumento costante e importante dei tamponi, stiamo un po' ricostruendo anche il numero complessivo dei tamponi che vengono erogati giornalmente, sono sicuramente aumentati, questo perché anche le farmacie stanno spingendo molto. Come contraltare, molte le prime dosi di vaccino effettuate nella sola giornata di martedì scorso. Con 3.000 nuove dosi, prime dosi, e altre 3.000 sono le terze dosi. Sono già state date indicazioni alle aziende sanitarie che stanno chiamando i comitati di settore per predisporre appunto la campagna su tutta scala regionale che, ricordiamolo, parte per quanto riguarda l'antinfluenzale dal 2 di novembre.